Il 2020 come ultima data per il completamento della 640. Lo abbiamo già riferito riportando le parole del Presidente del Consiglio Conte, ma prima del completamento ci sarebbe da rivedere molte cose lungo l'attuale tracciato che dovrebbe essere nuovo e quindi sicuro, ma che invece puzza di vecchio. Non passa giorno infatti senza sorprese. La strada che si è voluta dedicare agli scrittori del territorio è diventata la strada delle strettoie con restringimenti di carreggiata in diversi punti. Un restringimento è stato creato al bivio di Racalmuto, direzione Agrigento, mentre un altro si trova prima del bivio Petrusa. Le domande su cosa stia succedendo sono rivolte all'ANAS che a sua volta le gira all'impresa, ovvero la CMC di Ravenna. Scarica a barile o non sappiamo cosa, fatto sta che la situazione sulla nuova 640 è alquanto inquietante. Forse è il caso di precisare che non c'è alcuna intenzione di creare allarmismo, ma da parte degli organi di informazione è doveroso tenere alta l'attenzione sulla vicenda dei viadotti, come quello di San Benedetto, ad esempio, sempre sulla 640, dove la stessa ANAS avrebbe ammesso qualcosa di anomalo. Qualcosa di anomalo che si trascina addirittura dall'inizio dell'apertura al traffico, apertura avvenuta, lo ricordiamo, in pompa magna con la passerella di uomini illustri del governo Renzi, tra cui il ministro dei trasporti di allora. Se gli uomini di governo avvezzi alle passerelle, nel nostro caso, avessero svolto le dovute verifiche, non saremmo qui a riparlare di cose davvero strane. Come dire che la parte di viadotto crollato sulla Palermo-Agrigento una settimana dopo l'inaugurazione non ha insegnato proprio nulla se si continua a fare il bello e il cattivo tempo in fatto di viabilità. Ecco perché serve il pugno duro contro gli eventuali responsabili, siano essi tecnici o imprenditori. L'ANAS, in primo luogo, deve saper gestire una situazione diventata incandescente.